onda la rassegna stampa. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, quando questo pezzo non era usato per presentare ogni sabato sera liti inenarrabili di famiglie, ecco, questo pezzo, che è appunto la theme, il tema dell'amore diretto da Barry White with the Love Unlimited Orchestra nel 1974, era un pezzo di enorme figaggine e continua a esserlo ancora, nonostante le liti familiari alle quali, ahimè, esso deve fare da colonna sonora. Amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà.
Questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, lunedì 11 di agosto dell'anno del Signore 2025. Ebbene sì, è cominciata la leggendaria settimana di Ferragosto, signore e signori. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin che io supplirò fino al 29 di questo mese, le videopillole e molta altra bella roba ancora. Per The Place to Be è radiolibertà.net. Le nostre coordinate 340-670-9659 se volete mandarci le vostre WhatsApp che dir vogliansi, oppure 0292947222 quando lo dirò io per occuparci, ça va sans dire, delle vostre graditissime telefonate. Ma adesso noi diamo una bella occhiata alle agenzie, poi ci dedichiamo ai titoli, poi avremo il nostro consueto appuntamento con Qui Parlamento. Oggi tra l'altro alle ore 9 avremo l'onorevole Riccardo Molinari, poi prenderà una pausa di un paio di settimane e naturalmente commenteremo con lui tutta una serie di notizie. Non c'è soltanto il ponte, c'è Zaia che dice guardate che la lista Zaia va fatta alle regionali del Veneto perché la lista Zaia è un contributo che porterà un sacco di voti, ma c'è anche quella scuola che ha cancellato il nome del povero Miglio, un ottimo intellettuale, un ottimo docente universitario che però evidentemente alla sinistra non piace, quindi bisogna cancellare il nome di Gianfranco Miglio. Ok, cancelliamo anche gli accademici dell'Italia repubblicana e democratica e antifascista come dicono loro, e questa sarà la vittoria della democrazia, sempre secondo loro. Vabbè, ognuno si consola come può. Andiamo a vedere adesso, conseguentemente, andiamo a vedere queste agenzie. Ecco, cominciamo dall'ANSA, l'ANSA che apre con il Medio Oriente, raid contro una tenda di giornalisti, uccisi 5 di Al Jazeera, ONU, ennesima pericolosa escalation, l'Australia riconoscerà lo Stato palestinese. Ancora, l'Ucraina, riunione di emergenza all'UE, prima il vertice Trump-Putin, e che cacchio vi riunite a fare che non contate niente? Era alla deriva, fiamme su una nave traghetto al largo di Capri, il Mayday del capitano, poi l'arrivo dei soccorsi, era la Vincenzo Florio in arrivo da Palermo, poi vi daremo gli aggiornamenti, il reportage, la corsa dei disperati tra le rovine di Gaza, la distruzione vista dal C-130 dell'aeronautica militare. Un'occhiatina anche all'ADN Kronos, Israele Gaza, delegazione di Hamas attesa al Cairo, all'Australia riconosceremo lo Stato di Palestina. Trump, Putin, Casa Bianca lavora anche per vertice a 3 con Zelensky, il vicepresidente americano Vance, incontro Putin-Zelensky non sarebbe produttivo. Jesolo, auto finisce nel fiume, grave bambino di 5 anni. Napoli, incendio sul traghetto Vincenzo Florio con 155 passeggeri. Scusate, è la Raffaele del Rubattino, non la Vincenzo Florio. La Vincenzo Florio è la sua gemella, questa è la Rubattino. Appunto, Napoli, incendio sul traghetto con 155 passeggeri, la Raffaele Rubattino, fiamme domate. La motonave Rubattino, salpata da Palermo, ha proseguito con 2 rimorchiatori ed è approdata al porto di Napoli poco prima della mezzanotte. Trump, homeless via da Washington, devono andarsene, gli offriremo un posto fuori dalla capitale. Turchia, terremoto di magnitudo 6,1 a ovest, Salah alla UEFA, diteci com'è morto il Pelé della Palestina. Fu in cabina, atterraggio d'emergenza a Brindisi per il volo diretto a Nantes, e poi economia, più investi, assumi e meno paghi, IRES premiale a imprese virtuose. Io voglio salutare anche e augurare buon lavoro al nostro immenso Francesco, il nostro
pastore di magiche onde, che mi permette naturalmente di arrivare alle vostre orecchie e proiettarmi ai vostri occhi con i canali video della radio. Ecco, diamo anche un'occhiata alla BBC. La BBC apre con i 5 giornalisti di Al Jazeera uccisi in un attacco israeliano a Gaza. L'emittente condanna il vergognoso attacco sulla libertà di stampa, mentre le forze armate israeliane dicono che uno dei giornalisti faceva parte di Hamas. Ancora, l'Australia riconoscerà lo Stato palestinese a settembre, e questo segue simili scelte prese anche da Regno Unito, Francia e Canada. E poi i mari sempre più caldi da record, aiutano a portare delle nuove specie nelle acque britanniche. Le acque britanniche hanno avuto i loro più caldi primi 7 mesi dell'anno, superiore alla media, da quando si tengono queste come si dice, queste rilevazioni, signore e signori. Quindi l'acqua è caldissima, già che ci siamo. Vi dicevo del traghetto stanotte, eccolo qua. Tanta paura ma nessun danno, al di là di un considerevole spavento per i 152 passeggeri al bordo della nave traghetto Raffaele Rubattino della Tirrenia, interessata da un principio di incendio scoppiato in sala macchine con la nave che si trovava a nord-ovest dell'isola di Capri, a una quindicina di miglia dal porto di Napoli. A bordo anche 72 membri dell'equipaggio. La nave, con alcune ore di ritardo rispetto al previsto, è approdata al porto di Napoli, dove i passeggeri sono sbarcati. Ed è stato proprio l'equipaggio a domare l'incendio. Non si registrano feriti, ma i motori sono andati in avaria, portando la nave alla deriva fino all'arrivo di 2 rimorchiatori partiti dal porto di Napoli, che l'hanno agganciata e la stanno trainando verso il capoluogo partenopeo, senza necessità di evacuare i passeggeri. La nave era partita da Palermo con passeggeri e veicoli a bordo. Le operazioni per il rientro sono già cominciate. Il traghetto si trova a 8 miglia da Napoli. Il suo approdo è previsto tra qualche ora, in tarda serata. Ma di quando è questa notizia dell'ANSA? Questa è niente di meno di stanotte alle 0:10. Prima di arrivare a destinazione saliranno a bordo i vigili del fuoco per ispezionare la sala da cui si è propagato l'incendio. E infatti poi la nave è attraccata a Napoli in piena notte. Va bene, andiamo adesso ai giornali di oggi, diamo un'occhiata alle prime pagine. Eccole qui. Cominciamo con il Corriere della Sera, mitico Corrierone. Gaza, Netanyahu non si ferma, Ucraina, Vance, lavoriamo anche per un vertice a 3, Mosca, dagli europei volantino nazista, il leader israeliano, libereremo la striscia dai terroristi, di fame muoiono solo gli ostaggi, il dibattito all'ONU, ora basta. Di spalla l'alto diplomatico cinese, Liu, l'uomo del dialogo di Xi, fermato al rientro dall'America. Lo hanno prelevato al rientro dagli Stati Uniti, dopodiché è sparito. L'intervista con Suslov, consigliere del Cremlino, le condizioni di Putin per l'intesa Russia-USA, utile a Trump l'intesa con Mosca per i rapporti coi BRICS. Ancora, che cosa rischia di perdere Kiev? Terre rare, infrastrutture, i tesori delle zone contese. Di spalla l'intervista a Luca Zaia, il governatore uscente del Veneto, una lista Zaia sarebbe d'aiuto, Meloni lo sa. Spinto in acqua dall'amico, cercate il corpo di mio figlio morto nel fiume, l'appello di un padre disperato, cercate mio figlio, ridatemi il suo corpo. Kadim Gom ha perso il figlio Abdu, annegato nel Tanaro, gettato in acqua per uno scherzo da un amico. Fotonotizia, centropagina. Il ginnasta, la raccolta dei fondi per le cure, le donazioni dei bimbi, il recupero di Bonicelli, ha ripreso a parlare. E poi una notizia interessante per i soliti porci che buttano la monnezza dalla macchina, perché ancora c'è gente così. Stangata per chi getta i rifiuti dall'auto, il nuovo decreto, multe fino a 18.000 euro, carcere se si inquinano aree protette. Era ora. Fatto Quotidiano, si parla di Gaza, Netanyahu in guerra contro tutti, precipita nei sondaggi, liberiamo Gaza, se si votasse oggi coalizione di destra in minoranza. Il Fatto Economico, Ilva, perché la vendita non vuol dire salvezza. Caesar, lo 007 che smascherò Assad, ha raccolto 26.000 immagini di torture ed esecuzioni.
il giornale, scusate, verso il vertice in Alaska, Putin alle strette, Vance, l'accordo non farà felice Mosca, il fallo da reazione al Cremlino, Europa nazista di spalla, Fittopoli 30 anni dopo, ricordo il ricordo di Chiocci, Feltri mi assunse dopo l'inchiesta. Abbiamo poi una fotonotizia centropagina, Napolitano, i numeri che smentiscono l'allarme sulla fuga dei turisti, il commento di Giovanni Totti, quel vecchio luogo comune su spiagge e ombrelloni vuoti. In provincia di Brescia via il nome di Gianfranco Miglio dalla scuola, così la sinistra cancella la storia. Risulta paradossale che proprio il 10 agosto, esattamente a 24 anni alla scomparsa di Gianfranco Miglio, ad Adro sia stata tolta l'intestazione dell'unica scuola italiana dedicata al grande studioso Comasco. Guerra in Medio Oriente, Netanyahu lancia l'operazione Gaza liberata, non occupata. Il nostro obiettivo non è occupare Gaza, è liberarla da Hamas, dice Netanyahu. Il tempo che torna a occuparsi di galantuomini vezzeggiati dalla sinistra che poi inneggiano ad Hamas. Eccolo qui, il 7 ottobre, una falsità. Il video shock dell'uomo di Hamas vicino alla sinistra italiana che smentisce l'eccidio. Ecco chi è l'amico di PD, 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Ne scrive Giulia Sorrentino, il delirio di Mohammed Hannoun 5 giorni dopo l'attacco contro Israele. Così il personaggio ritenuto legato ai terroristi accusava il governo italiano, hanno raccontato bugie per paragonare Hamas all'ISIS, quella è resistenza. Il leader della comunità ebraica campagna contro l'antisemitismo con il tempo. Ancora, ecco gli omofobi nel nome di Allah, anche Repubblica se ne accorge. Sì, a Trento un paio di omosessuali sono stati aggrediti da alcuni musulmani, i quali gli hanno detto che bruceranno all'inferno perché così è scritto nel Corano. La critica al pontefice, il rabbino contro Leone, ma aveva attaccato anche Papa Bergoglio. Poi abbiamo Gianluigi Paragone che dice la verità, cioè vertice in Alaska, non c'è posto per l'Europa, traduzione non contiamo niente. Il reportage, storia di ordinaria follia nella notte alla stazione Barberini, controlli rafforzati insufficienti, io cronista nell'inferno della metro, fra borseggiatrici, risse e treni bloccati. Largo Argentina, i palpeggiamenti, poi la rapina, paure di 2 turisti nel centro di Roma. Verso la manovra, tasse, l'offensiva di Forza Italia, il taglio dell'IRPEF al ceto medio dal 35 al 33% fino a 60.000 euro. E poi il momento più divertente della rassegna stampa, lo sapete, il tempo di Osho, Salvini a Conte, il ponte non è il reddito di cittadinanza. C'è Salvini che si gira guardando Conte e gli dice a te sto ponte te sta proprio sulle palle. Risposta di Conte, è vero, io preferisco regalare i ponteggi. Date una medaglia a quest'uomo. La Repubblica, eccoci qui, l'ira di Mosca, Europa nazista, attacco dopo le pressioni su Trump perché Zelensky sia in Alaska, oggi vertice dei ministri degli esteri UE per un no alla pace di Putin. Vance, l'accordo alla fine non farà felici né Russia né Ucraina. Concita De Gregorio, l'estate impossibile di un paese per ricchi. Netanyahu a Gaza per cancellare Hamas, mobilitati 430.000 riservisti, sulla strage dei bambini per fame il premier dice fake news. L'intervista all'ex premier israeliano Olmert, fermiamo questa guerra scioperando tutti. Il ponte di Salvini che piace solo a un italiano su 3, Ilvo Diamanti presenta questo sondaggio nel quale a quanto pare il ponte viene bocciato senza appello, e poi il reportage, il brodo primordiale nel cuore di Pantelleria. La Stampa. Netanyahu ha perso l'umanità, intervista al ministro della difesa Crosetto, la comunità internazionale deve trovare il modo per farlo ragionare. Il leader israeliano alza il tiro, avanti sull'occupazione, il via libera di Trump, l'ONU deve fermarsi, di spalla il giallo di Cuneo, il mistero di Abdou, affogato a 13 anni, accusato l'amico, lo ha ucciso lui. Schlein, parla la segretaria PD, gli italiani hanno aperto gli occhi, Schlein, l'estate dei rincari smaschera il bluff di Meloni. Le idee, il Monsignor Vincenzo Paglia sul fine vita, Ruini a torto, la lezione tradita del Vajont di Ovada.
Ancora, minaccia Vance, guardate questa foto così aggressiva di JD, il vicepresidente americano, il vice di Donald, l'intesa non sarà felice, Mosca, UE nazista. Il caso Salah, dite la verità sul Pelé palestinese. E andiamo adesso alla verità. Dopo 3 anni e mezzo di guerra l'Europa sbaglia ancora, salvano Zelensky, perdono l'Ucraina, l'UE continua a porre condizioni in vista del vertice di Ferragosto in Alaska, ma confondendo i propri desideri con la realtà finisce per ostacolare l'unico modo per chiudere il conflitto, ovvero un'intesa definita da Donald Trump e Vladimir Putin. Netanyahu tira dritto contro tutti, libereremo Gaza da Hamas, poi governerà un'autorità civile. Fotonotizia centropagina, eccolo qui, questo era quello che creava i vescovi sotto Bergoglio, signore e signori, un immenso Francesco Borgonovo a pagina 2, questo ce lo riserviamo come dessert finale perché Francesco Borgonovo lo sapete che è tanta roba, Riecco padre Spadaro, il gran suggeritore del pontefice ridotto a fare l'ultra antiponte, sì perché lui è messinese e quindi è contro il ponte, mi pare giusto. Andiamo avanti, modello Sala bocciato pure da chi l'ha eletto, sondaggio shock, l'edilizia allegra di Milano giudicata negativamente anche dalla maggioranza dei votanti a sinistra, intanto viene annullato il bando per il nuovo museo diocesano affidato al coindagato di Boeri. Il caso Adadro, Brescia, Lega Furiosa, via il nome di Miglio dalla scuola, cancel culture in salsa italiana, la denuncia di Galeazzo Bignami sul Covid, le toghe hanno guardato altrove, gli spudorati del caso Nitag, Burioni fa il pagliaccio, il presidente state calmi. Libero, i non democratici, caccia al sionista nel PD, tra articoli soffiate dell'azioni, gli elettori chiedono a Schlein di epurare i compagni troppo vicini a Israele, Fassino prova a difendersi, lei tace, Vance suona la sveglia all'UE, l'accordo scontenterà sia Mosca che Kiev, la foto del bimbo scheletrico che era a Verona, Netanyahu denuncia le bufale di Hamas diffuse in Italia. Fotonotizia centropagina, la perla nera dell'atletica scatena la rissa sul razzismo. Al contrario, sono perfino riusciti a far diventare virale un insipido post, un pensierino alla terza elementare, che però, standardizzato alle formule comunicative dei social, viene replicato alla bisogna cambiando nel soggetto e contrabbandato come un aforisma degno di Oscar Wilde. Kelly Dualla che canta l'inno di Mameli, meglio Ivannacci, è la cosa più bella che vedrete stasera. Vabbè. Pensate il generale quanto gli sarà, quanto lo avrà interessato tutto questo proprio. È tutto molto interessante, cantava Rovazzi, no? Dice ti faccio vedere la vastità di quello che me ne frega. Va bene, allora facciamo una bella cosa, siccome sono le 8:52 e siccome alle 9 noi avremo l'onorevole Molinari, noi cominciamo con 2 notizie che riguardano ovviamente in prima persona la Lega. E allora, per prima cosa andiamo a Adro, a pagina, dove siamo qua sulla verità? Pagina 6. Andiamo in quel di Adro, dove, eccolo qua, la Lega porta il caso in aula, il ministro Locatelli, gesto dimostrativo, cancel culture progressista, via il nome di Miglio. Il sindaco di Adro rimuove il riferimento al papà del federalismo dalla scuola del paese. Pensate che razza di personaggio diseducativo poteva essere Gianfranco Miglio, cioè un professore universitario. Pensate, Giulio Cainarca è stato alunno di Gianfranco Miglio, quindi immaginate che razza di individui potevano seguire le lezioni di uno come Miglio, no? Cioè persone intellettualmente raffinate di livello, ok? Ecco, quindi pensate a Giulio Cainarca, alla sua serietà, alla sua preparazione, eccetera, eccetera, eccetera. Uno così, secondo voi, se Miglio fosse stato un mostro, ci sarebbe andato a lezione? Io dico ampiamente di no. Comunque, vabbè. Vi leggo questo pezzo della collega Sarina Biraghi. La decisione, ovviamente condivisa con l'ente scuola, non muove da alcun intento polemico. Abbiamo semplicemente voluto sistemare una situazione che rischiava di essere fuorviante e creare fraintendimenti. Così il sindaco di Adro nel bresciano, Davide Moretti, espressione di una lista civica sostenuta dal centrosinistra,
alla guida del paese da giugno 2024, dopo 20 anni di governo leghista, spiega perché ha deciso di rimuovere il nome del professore Gianfranco Miglio dalla facciata del locale polo scolastico. Morto nel 2001, Miglio è stato un politologo e politico, sostenitore della trasformazione dello Stato italiano in senso federale, definito dal suo maestro, il grande giurista Carl Schmitt, il più grande tecnico delle istituzioni moderne. Il deputato comasco Eugenio Zoffili, vicepresidente dell'Assemblea parlamentare OSCE e capogruppo della Lega in Commissione Difesa, ha presentato il caso alla Camera, ma nel frattempo ha attaccato il sindaco Moretti. La sinistra di Adro cancella il nome del professor Miglio dalla facciata della scuola nell'anniversario della sua scomparsa. Non solo offende la memoria di un grand'uomo, padre del federalismo, ma dimostra di non conoscere la storia e aver paura delle idee. Interverrò in aula alla Camera dei Deputati per denunciare questo vergognoso sopruso ideologico. Il sindaco di Adro chieda scusa e torni subito sui suoi passi. Duro anche l'intervento su Facebook del ministro per le disabilità ed esponente della Lega Alessandra Locatelli. Non importano le priorità di questa amministrazione, non importa che si tratti di un gesto politico e forse dimostrativo, perché Gianfranco Miglio può piacere o non piacere, può essere compreso o no, ma nessuno potrà mai cancellare i suoi insegnamenti, i suoi libri e la sua storia. Per diversi esponenti leghisti la decisione del sindaco è un'azione volta a cancellare i segni della Lega che ha governato in paese per 20 anni. Nel 2010 fu l'allora sindaco Oscar Lancini, poi diventato europarlamentare, nota alle cronache per le polemiche sulla mensa scolastica negata alle famiglie morose e per i 700 soli delle Alpi, simbolo celtico ma anche del Carroccio, affissi un po' ovunque nel nuovo edificio, a volere quella dedica. Chi oggi ha deciso di rimuovere il nome di Miglio dall'intitolazione del polo scolastico testimonia ancora una volta l'inesorabile declino a cui sta andando incontro una certa classe politica di sinistra. Noi della Lega rispondiamo in onore al grande professor Miglio, rinnovando con ancora più forza il nostro impegno per portare a compimento l'autonomia differenziata e il federalismo fiscale, ha dichiarato il senatore Massimiliano Romeo, segretario regionale della Lega Lombarda. Critica la scelta del sindaco anche il professor Stefano Bruno Galli, docente universitario, nonché assessore regionale alla cultura della prima giunta di Attilio Fontana. Miglio è stato uno dei maggiori scienziati della politica della seconda metà del Novecento. Vabbè, ma questo è tipico di sinistra. Miglio si ritrova in ottima compagnia per il semplice e banale motivo che contro di lui si è scatenato lo stesso tabù e lo stesso odio che colpisce da sempre un altro gigante del pensiero filosofico italiano, un uomo di estrema cultura che venne ammazzato da 4 eroi a 78 anni mentre usciva con la macchina, manco sapevano chi era questo qui e glielo dovettero pure chiedere prima di sparargli. E cioè sto parlando di Giovanni Gentile, immenso uomo di cultura nella prima metà del XX secolo. Giovanni Gentile che viene sempre messo da parte per parlare solo e soltanto del suo ex amico Don Benedetto Croce, che a parola del mio professore di filosofia del liceo Luigi Palermo, pace all'anima sua, che era uno stalinista dichiarato, diceva Croce è soltanto un parolaio rispetto a Gentile. Ma andiamo avanti. La politica, pagina 11 del Corriere della Sera, parla Zaia, una lista col mio nome portavoti, Meloni lo sa, vincere bene è cruciale, il governatore Zaia per la legge regionale con oltre il 60% dei seggi, i seggi della maggioranza aumentano. Cosa dice Zaia? Non vorrei che qualcuno vedesse la lista come un atto di narcisismo o megalomania. In realtà io ho sempre avuto una lista civica, non una struttura, non un partito. Non ho mai voluto che la lista si presentasse ad altre elezioni. Mai stata una prezzemolina in tutti i comuni. Il vantaggio consiste nel sottrarre spazio al non voto. Ma sì, tra l'altro le regionali cadranno in un periodo irrituale, senza amministrative nello stesso giorno. Potremmo così recuperare elettorato che non va a votare o che non sarebbe nostro. Ricordo che nel 2020 il centrosinistra ha dimezzato i suoi voti, grazie anche alla mia lista. Tra i suoi alleati si dice va bene la lista del presidente, ma quella dell'ex presidente non si è mai sentita. Da quel che leggo in Campania e Puglia ci saranno 2 liste degli ex presidenti. Il governatore, il centrosinistra senza lista Zaia, rischia di prendere meno voti? Potrebbe accadere. La decisione non spetta a me, ma al tavolo del centrodestra a cui non partecipo. A mio dovere da amministratore è ricordare alcune cose, a partire dalla legge elettorale veneta.
Dal 40 al 60% i consiglieri di maggioranza sono 30 su 50, sotto il 40 ancor meno, oltre il 60 scatta il proporzionale. Per questo oggi col 78% la mia maggioranza è di 43 consiglieri su 50. Quindi se il centrodestra non arrivasse al 60% la maggioranza avrebbe meno consiglieri di oggi. Questo lo dice la legge. Ma io credo che il punto sia un altro. La legittimazione popolare è il booster di un'amministrazione. Non è una bandierina, è una cosa seria. Il Veneto di fronte a sfide importanti, un mandato corale lo metterebbe in condizione di vincerle. Del resto il presidente Meloni lo sa. Perché anche lei ha un mandato popolare forte? Certo, lei è una persona intelligente e sta facendo un lavoro poderoso. Sulla politica estera abbiamo uno standing che non avevamo più dai tempi di Berlusconi. Si sta dimostrando una brava direttrice d'orchestra. Però una lista Zaia rischia di far impallidire il risultato dei partiti alleati. È una considerazione che nella politica certo ci può anche stare, posso comprenderla. Però, come le ho detto, il Veneto ha bisogno di un mandato pieno. Un presidente può essere eletto anche col 40%. Ci sarà sempre qualcuno che dirà 6 su 10 non vanno votato. C'è chi dice senza lista Zaia la Lega vada da sola. In tempi non sospetti ho fatto corse solitarie che mi hanno anche rovesciato ogni pronostico. La corsa in solitaria è nelle nostre corde, come dovrebbe essere per ogni partito quando vengono messi in discussione i principi fondanti e la coerenza. Però penso che il centrodestra sia un valore e i cittadini non amano le baruffe chiozzotte. Chiedono stabilità in un contesto in cui le leadership contano. La corsa solitaria sarebbe il segnale di un dialogo e un progetto ambizioso che non ci sono più. Ci sono un'impellente questione meridionale e una seria questione settentrionale e dal governo ci attendiamo risposte sulle grandi riforme come l'autonomia. Non è merce di scambio, ma scelta di volontà. E sul futuro di Zaia sarà sindaco di Venezia? È una città unica, per questo ho proposto che diventi città-stato e penso che città e regione vadano difese. Ma ora sono concentrato sulla regione per mantenere la parola coi veneti. Prova ne sia che un anno fa per coerenza ho rinunciato a un seggio in Europa. Lascerò un Veneto che funziona, ricco di primati, nessun pozzo avvelenato per il mio successore. Presidente dell'ENI? L'ho letto come lei e nulla più. Ministro? Va avanti ancora, non ne so nulla. Deputato, se il segretario leghista Stefani fosse il candidato leghista per il Veneto, e basta, per favore. La scelta di un governatore è molto più articolata, non è fatta per liberare un seggio. Pausa e torniamo tra un po' con l'onorevole Riccardo Molinari, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. There's no time to cry. Happy, happy, put it in
our heart where tomorrow shines. Gold and silver shine. Shining. Pezzo, signore e signori, che gran pezzo, era il 1991 e questi erano i REM. Shiny Happy People, signore e signori, ma c'è gente splendente e io vi auguro una giornata che sia splendente e felice. Shiny and Happy. Bene, allora per la gente, adesso alle 9, 5 minuti e 25 secondi abbiamo al telefono il gradito ospite che arriva ogni lunedì, il capogruppo della Lega alla Camera, onorevole Riccardo Molinari. Buongiorno onorevole, ben trovato. Buongiorno, grazie, un saluto a tutti. Ben trovato. Allora, caro onorevole, senta, stamattina abbiamo cominciato col botto, direi, perché primo, la scuola di Adro che cancella il nome di Gianfranco Miglio. Vorremmo anche capire quali gravi colpe ha accumulato il professor Miglio nel corso della sua lunga vita e nel corso soprattutto della sua prestigiosa carriera accademica per essere rimosso dal nome di un istituto. Forse è un esempio diseducativo per gli studenti, non sappiamo, quindi veramente c'è da mettersi le mani nei capelli. La seconda cosa, Luca Zaia che rilascia un'intervista a tutto campo sul Corriere della Sera e dice: ragazzi, guardate che qui in Veneto non è che dobbiamo vincere bene, perché sopra il 60% di suffragi significa avere una maggioranza molto ampia che permette stabilità, permette progettualità e permette di andare avanti nel cammino del buon governo. E allora io parto da Miglio. Che male ha fatto Miglio per meritare di essere cancellato dalla scuola di Adro? Beh, io temo che sia veramente una di quelle piccole vendette della nuova amministrazione, perché ad Adro abbiamo avuto, diciamo, un'amministrazione della Lega per tanti anni. Tra l'altro Adro è anche un comune in provincia di Brescia dove facciamo una storica festa, insomma sempre molto partecipata, molto ben organizzata. L'ex sindaco di Adro, Lancini, è stato anche nostro parlamentare europeo lo scorso giro, e io temo che la questione sia che oggi, avendo dato un'amministrazione che non è più della Lega, questa sia una sorta di ripicca, perché cambiare il nome della scuola dedicata al professor Miglio è un atto, diciamo, politico di contrarietà a quelle che sono le idee autonomiste e federaliste che portava avanti il professor Miglio, che è stato anche un importante dirigente e fondatore della Lega. Quindi la vedo come una ripicca, e quando insomma si cambiano i nomi delle figure storiche per ripicca non si fa mai una cosa buona. Purtroppo non è l'unico caso, ci sono tanti istituti dove vengono cambiati i nomi sempre per ragioni poco chiare. Sfido chiunque a trovare qualcosa da contestare al professor Miglio, insomma, che era una persona moderata, un grande cattedratico, insomma uno degli autori del pensiero giuridico italiano che si pone in continuità con la grande tradizione dei pensatori federalisti del nostro paese, dal Cattaneo, ma anche Salvemini, piuttosto che insomma Don Sturzo, tanti soggetti che nella storia d'Italia hanno studiato e parlato di federalismo e autonomia. È quella battaglia che la Lega continua a portare avanti anche oggi, perché è una battaglia che non è mai finita, visto che sappiamo anche per realizzare l'autonomia differenziata quanta fatica stiamo facendo in questa legislatura, dopo 24 anni che l'autonomia differenziata è stata inserita in Costituzione e non ancora realizzata. Quindi insomma, diciamo che questa scelta sarà uno sprone a lavorare ancora di più sull'autonomia. Per quanto riguarda il Veneto, ho letto qualcosa anche io stamattina nell'intervista di Zaia.
che dice una cosa molto corretta. Questa voglia, diciamo, degli alleati di non far fare la lista Zaia alle elezioni regionali è una scelta non molto saggia per il centrodestra, perché è evidente che una lista Zaia è una lista che porterebbe un valore aggiunto, è una lista che è stata la più votata in Veneto nelle ultime elezioni regionali, è fatta proprio per allargare il perimetro della coalizione, come giustamente dice Zaia, soprattutto andando a votare a novembre probabilmente, quindi in un periodo particolare, non elettorale. È importante che i veneti siano coinvolti il più possibile per andare alle urne e per rafforzare il centrodestra. Quindi noi abbiamo cercato in tutti i modi di far sì che Zaia potesse ricandidarsi lui per un terzo mandato, proprio per portare avanti l'ottima amministrazione che tutti gli riconoscono. Questo non è stato possibile, diciamo che impedire anche di presentare una lista civica col suo nome sembrerebbe, insomma, autolesionista per il centrodestra, ecco, quindi io sono d'accordo con lui. Certo, vorrei anche dire una cosa a proposito di Don Sturzo e di Salvemini che lei ha citato prima. Sì. Don Sturzo e Salvemini, primo, non erano iscritti alla Lega, uno è il fondatore della Democrazia Cristiana, l'altro era socialista. Secondariamente, Salvemini era di Molfetta, provincia di Bari, Don Sturzo era di Caltagirone, quindi come vedete il federalismo non è questione di essere leghisti o di essere del nord, il federalismo è un'idea. Se si ha paura dell'idea è inutile che continuiamo a fare discorsi, se si ha paura delle idee e le si censurano cancellando chi riflette su queste idee, vuol dire che la democrazia è un pochettino in affanno, oppure che la democrazia è sempre democrazia quando la vogliono loro. Quando non la vogliono loro, allora siamo tutti brutti, sporchi e cattivi. Senta, ma per quanto riguarda appunto il Veneto, Zaia viene molto provocato nell'intervista del Corriere della Sera, dice allora faranno correre Stefani, lei andrà a fare il ministro, andrà a fare il sindaco di Venezia, andrà a fare il presidente dell'ENI, ma che futuro c'è per Zaia oltre la regione Veneto? Voglio dire, è già stato un grande ministro dell'agricoltura, io lo ricordo personalmente, lo seguivo per Italia Oggi. È chiaro che come non lo dice lui, che cosa andrà a fare non lo posso sapere io. Penso che Zaia sia un ottimo amministratore, un grande dirigente politico che abbia le carte in regola per fare un po' quello che vorrà, nel senso che le opzioni, sì, ho letto anch'io, ce ne sono diverse, scrivevano che avrebbe fatto il ministro, che avrebbe potuto guidare le liste della Lega alle elezioni regionali del Veneto per aiutare un candidato che speriamo sia della Lega, e quindi fare magari un periodo in consiglio regionale prima delle prossime elezioni politiche. Vedremo, insomma, dirigere una società di Stato, cioè Zaia può fare quello che vuole, onestamente, perché ha le capacità e le caratteristiche per fare quello che vuole. Il sindaco di Venezia, perché no? Visto che comunque parliamo di Venezia, che non è una città come le altre, cosa che dice anche lui, peraltro ha lanciato anche una proposta di legge per dare poteri speciali alla città di Venezia, cosa su cui sono molto d'accordo, visto considerato che è una città diversa per la conformazione, unica al mondo, ed è uno dei principali biglietti da visita del nostro paese a livello internazionale. Quindi è un peccato che Zaia non possa più fare il governatore, però Zaia può fare onestamente tutto quello che ritiene, perché è una grandissima risorsa del nostro partito ed è una grandissima risorsa del Veneto, quindi sarà lui a scegliere in base anche a quelle che saranno poi le opportunità. La politica a volte ha i suoi tempi, quindi non sempre c'è il momento giusto per fare una cosa piuttosto che un'altra, però con pazienza, lavorandoci, le occasioni per Luca Zaia certamente non verranno meno. Sono certo che adesso il primo impegno suo sarà quello di spingere sul partito, sulla Lega per le elezioni del Veneto. Questo sarà, diciamo, la scadenza più imminente a cui sarà chiamato. Molto bene. Senta, il ponte sullo stretto di Messina, abbiamo avuto questa manifestazione no vax, sì, no vax, no ponte in quel di Messina e così via, ma non è che rischia di diventare un'altra Valsusa? Sì, non solo rischia, ma è la stessa gente, perché da quello che sappiamo purtroppo questi professionisti del no e della devastazione, poi perché alla fine basta vedere cosa è stato fatto ai cantieri ancora qualche settimana fa, nel mese di luglio, e qui da noi sui cantieri della TAV
questi teppisti, perché poi parliamo di questo, non sono manifestanti quelli che assaltano la polizia, quelli che danno fuoco ai cantieri, sono dei delinquenti. E tutto questo mondo è un mondo che si muove a livello nazionale e internazionale per andare a fare casino dove serve. Mi spiegava il ministro Salvini che sapevano per certo che tra i no-TAV, quindi che in teoria fanno battaglia per un'opera che deve collegare il Piemonte alla Francia, Torino a Lione, non sul ponte che deve collegare Reggio Calabria a Messina, eppure anche questi sono partiti ad andare giù a far casino. Perché? Perché è una posizione ideologica non contro un'infrastruttura, ma una posizione contro lo sviluppo, contro il progresso, contro le opere e contro il governo, fondamentalmente, contro il governo, tra l'altro non dico solo di centrodestra, perché in OTAV c'erano anche quando il governo c'era il centrosinistra. Sono delle forme di purtroppo delle forme di eversione che come tali vanno contrastate. Infatti il decreto sicurezza prevede delle leggi, delle nuove norme molto severe nei confronti di queste persone, e adesso il ministro Salvini ha ridotato un fondo che era stato soppresso nel 2015 da 1 milione di euro per risarcire le aziende private che nei cantieri vengono danneggiate da questi soggetti. Però io ritengo incredibile che in un paese civile noi dobbiamo pagare ogni giorno 400 poliziotti, carabinieri, esercito, quindi membri delle forze dell'ordine e della difesa, per presidiare i cantieri di un tunnel. Cioè, questa è una cosa, e non siamo una zona di guerra, non siamo, eppure lì è come se lo fossimo, non aveva scusa. Quindi questo è incredibile. Mi auguro che in Sicilia, in Calabria, non venga replicata la stessa esperienza, perché insomma qua noi in Piemonte la conosciamo bene e non c'è da augurarselo. Ecco, speriamo che non sia purtroppo l'aperitivo, la manifestazione dell'altro giorno di qualcosa di questo tipo che possa succedere anche giù. Beh, ma guardi, a questo punto io mi gioco una colazione con lei, metto scommessa, sa quale sarà la prossima occasione di manifestazioni così? Non solo il ponte, ma sarà anche quando il governo comincerà sul serio a parlare e a costruire le centrali nucleari in questo paese. Lì certo. proprio le vedremo di tutti i colori. Cioè, può essere anche su questo ci va più tempo, perché alla fine sul nucleare si è deciso di puntare sul nucleare di nuova generazione, che però vuol dire che passa ancora qualche anno, perché la tecnologia non è ancora pronta. Però sì, prima o poi arriverà anche quel momento lì. Certo. Molto bene. Allora, onorevole, cosa c'è questa settimana in programma? Poi noi ci ritroveremo tra un paio di settimane, giustamente ora è un periodo nel quale c'è anche il diritto alle ferie, per fortuna, in questo paese. Cosa si fa questa settimana? La Camera ha chiuso i lavori giovedì scorso e abbiamo approvato la settimana scorsa alla Camera gli ultimi provvedimenti, che sono il decreto economia, che tra l'altro è quello che ristanziava i 350 milioni di euro per le province. Ricorderete tutte le polemiche quando si era detto che Salvini toglieva i soldi per il ponte sullo stretto. Non è vero niente, era una partita di giro tra capitoli del ministero, e quindi quei fondi sono tornati alle province. E poi abbiamo approvato la delega allo spettacolo, abbiamo approvato il decreto sport, quindi abbiamo avuto un'ultima settimana di lavori molto intensa, però adesso c'è la pausa, quindi le prossime settimane la Camera è chiusa, quindi non c'è attività. Perfetto, fino all'ultima di agosto, prima di settembre, quando ripartono le commissioni, quindi sono 2 o 3 settimane di sospensione. Benissimo. Allora, buone ferie, un caro saluto e grazie sempre. Grazie a voi, un saluto a tutti e insomma, per chi ci va, buone vacanze, arrivederci a presto. Tra l'altro ci rivediamo quando la prima festa che ci sarà a fine mese sarà il 30 di agosto sul Monviso, dove ogni anno facciamo la festa della Lega, quindi il 30 agosto chi non sarà in ferie o chi sarà tornato dalle ferie, ci vediamo al Monviso. Molto bene, grazie ancora. Qui Parlamento. E allora io ringrazio come sempre l'onorevole Molinari, è sempre lucido e sempre molto chiaro su quello che accade in questo paese, su quello che accade a livello politico. Allora, chiudiamo a questo punto tutto il quadretto dedicato al ponte, ai no ponte di cui parlava
l'onorevole Molinari, e guardate, lo chiudiamo in grande stile. Vi dicevo di Francesco Borgonovo che parla di padre Spadaro, adesso andiamo sulla Verità e eccolo qui, signore e signori, un momentino che ripeschiamo la prima pagina della Verità, pagina 2. Oh, eccolo qua. Grande Francesco, il prete che sussurrava a Francesco si riduce a fare il militante antiponte. Spadaro schiera la teologia contro l'opera e annuncia: scrivo per il Touring Club. E dice il nostro Francesco Borgonovo, la cultura cristiana nella sua infinita varietà, nelle sue 1000 sfumature, ma anche nella sua vitale unità che resiste al tempo, potrebbe offrire un appiglio senza eguali, un porto sicuro nella tempesta della modernità. Eppure la sensazione è che anch'essa venga travolta dalla contingenza, sommersa da luoghi comuni e piccinerie prevalenti. Basti guardare ciò che fanno alcuni dei più blasonati rappresentanti di questa cultura, quelli ufficialmente riconosciuti e individuati quali interlocutori privilegiati. Prendiamo padre Antonio Spadaro, uno dei nomi più altisonanti del circolo di Papa Francesco, a lungo direttore della civiltà cattolica, nominato da Bergoglio nel gennaio del 24 sottosegretario del Dicastero per Cultura ed Educazione. Di che cosa si occupa ora? Di alate questioni spirituali? Di sottili speculazioni metafisiche? No, del ponte sullo stretto. Nei giorni scorsi sul suo profilo Facebook Spadaro ha anticipato il tema della sua prossima grande opera. Fondamentali le questioni ingegneristiche, ma se perdiamo senso e genio dei luoghi cancelliamo la forza della cultura e delle identità, scrive il gesuita. Possiamo vedere la Sicilia e la Calabria come due metà che da sempre protendono l'una verso l'altra, desiderose di ricongiungersi. Non a caso i progetti di ponte sullo stretto incarnano l'impulso a risanare artificiosamente lo strappo con una protesi impoetica che riduce l'alterità, annullando il senso stesso dello stretto, cancellandone il simbolo. È la prossimità delle coste che rende impossibile cancellare la consapevolezza della separazione. L'alterità resta irriducibile, ma è anche ciò che spinge l'uomo ad andare oltre se stesso. Spadaro conclude annunciando la pubblicazione imminente. Sto scrivendo un libro sullo stretto per il Touring Club italiano. Qualunque idea di qualunque orientamento sarà gradita. Chissà, forse Spadaro ritiene che il fatto di aver lavorato col pontefice lo renda esperto di ponti. In ogni caso egli ha senza dubbio diritto a scrivere tutto ciò che più gli aggrada. Tuttavia è curioso che un presunto fine intellettuale cattolico, peraltro insignito di importantissimo incarico, si metta a firmare saggi come fosse un editorialista di Repubblica. A quanto risulta, tuttavia, questa impostazione è piuttosto diffusa. Nei giorni scorsi è stato presentato il programma della prossima edizione del Festival Francescano che si terrà a Bologna alla fine di settembre. L'elenco degli ospiti sembra appunto copiato da una kermesse di Repubblica: Geppi Cucciari, Don Mattia Ferrari, Luca Bottura, Giobbe Coatta, Michela Marzano, Luca Mercalli. Certo, qua e là fanno capolino anche frati e intellettuali che frequentano il mondo cattolico, ma le star dell'evento provengono tutte dal robusto catalogo progressista. E ci sono perfino pensatori interessanti, come no, ma mai nessuno che esca dal circolino dei presentabili col bollino della cultura ufficiale. Eppure anche l'universo identitario e quello conservatore sono pieni di scrittori, filosofi, saggisti di enorme valore. Sembra però che ai francescani dialogare con questi non interessi. Ci sono autori americani, tedeschi, polacchi, persino italiani che dai festival culturali sono solitamente snobbati e da cui invece i cristiani potrebbero trarre grandi spunti di riflessione, occasioni perdute, sacrificate sull'altare del pensiero progressista prevalentemente, che avrà pure qualche qualità, ma non è certo l'unico a disposizione. Così, per dire. Bene, chiusa tutta questa parentesi, andiamo adesso a vedere le altre news che sono sui nostri quotidiani e cominciamo dalla questione ucraina. Ora, diciamoci la verità. Il 15 di agosto, quando nel mondo generalmente non succede niente di niente, organizzare un meeting significa avere, specialmente visti i protagonisti, significa avere addosso la stampa di tutto l'universo solo per te, a tua completa disposizione. C'è poco da dire, Trump è un genio.
Andiamo a vedere il Corriere della Sera, pressioni UE per tutelare Kiev, i russi attaccano, nazisti. Al momento non è ancora chiaro se ci sia una possibilità di allargare la trattativa agli ucraini, appunto per questo incontro Trump-Putin del 15 agosto in Alaska. In serata la CNN riferisce che la Casa Bianca sta lavorando per includere anche Zelensky nel meeting. Indiscrezioni che sembrano confermare le allusioni del vicepresidente USA J.D. Vance. Solo Trump può costringere Putin e Zelensky a incontrarsi. E soprattutto le parole dell'ambasciatore USA presso la NATO, Matthew Whitaker. È possibile che il leader ucraino si unisca al summit in Alaska? Il cancelliere Merz ha commentato: speriamo e presumiamo che Zelensky partecipi all'incontro, perché sarebbe inaccettabile che le questioni territoriali vengano discusse tra Russia e America, ignorando gli ucraini e ignorando gli europei. In serata Merz ha telefonato a Trump ripetendogli questi concetti. Gli europei stanno mettendo a punto una controproposta rispetto a quella che, stando alle indiscrezioni pubblicate dai media americani, sarebbe stata elaborata alla Casa Bianca. Lo schema ufficiale è sostanzialmente quello riportato dalla nota diffusa ieri, con una condizione preliminare: cessate il fuoco. Kaja Kallas, alto rappresentante UE per gli affari esteri e la sicurezza, sostiene che i territori occupati dai russi dovranno tornare agli ucraini, ma in via informale fonti europee confermano che Kiev dovrà rinunciare ad alcuni territori del paese. Naturalmente bisognerà vedere se e dove sarà possibile tracciare la linea di spartizione. Tuttavia la questione chiave è un'altra: le garanzie di sicurezza da fornire a Zelensky per consentirgli di accettare un accordo che sarà comunque ingiusto per il suo paese. Su questo aspetto però non si riesce a fare passi avanti. Anche di questo si dovrebbe discutere nella riunione straordinaria dei ministri degli esteri UE, convocata per oggi in videoconferenza a Kaja Kallas. In ogni caso i russi fanno muro. Ieri Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri, ha liquidato come altro volantino nazista la dichiarazione congiunta degli europei, sostenendo che il cessate il fuoco sotterrebbe se si interrompessero le forniture di armi dai terroristi di Kiev. L'Europa ha un rapporto di necrofilia con l'Ucraina. Questo ha letto un po' troppo di Landog, però. Dmitry Medvedev, ex numero 1 russo e oggi vicepresidente del Consiglio di sicurezza, afferma: gli europei vogliono ostacolare gli sforzi degli USA per la pace, sono degli imbecilli. Ecco, la Zakharova ha letto troppo di Landog e peraltro non l'ha manco capito. D'altra parte il vice ministro degli esteri Sergei Ryabkov semina dubbi anche sulle intenzioni di Trump, avvertendo che rimane alta la tensione strategica e il rischio di un conflitto nucleare rimane. È inevitabile quindi porsi dei dubbi sui risultati concreti dell'appuntamento di Ferragosto. Per il segretario generale NATO Mark Rutte sarà un'occasione importante per mettere alla prova Putin e capire quanto seriamente intenda mettere fine a questa terribile guerra. E poi abbiamo questa analisi che viene fatta dalla collega Marta Serafini, sempre sul Corriere: il presidente ucraino invitato in extremis, gli appelli degli alleati, le ambiguità degli USA. L'ambasciatore alla NATO, possibile, Kiev resta in attesa. Dopo che nelle scorse ore da Bruxelles dai leader europei è arrivato unanime un invito a evitare un summit monco e a includere nella partita i diretti interessati, nette sono state le parole di Friedrich Merz. Speriamo e presumiamo che il governo ucraino, che il presidente Zelensky partecipi a questo incontro, ha dichiarato in un'intervista all'emittente ARD il cancelliere tedesco, che nella stessa sede ha sottolineato come sia inaccettabile che le questioni territoriali vengano discusse o decise da Russia e Stati Uniti ignorando europei e ucraini. Non particolarmente incoraggianti per gli ucraini, invece, i segnali che arrivano da Washington, nonostante un durissimo editoriale al Washington Post che paragona il faccia a faccia in Alaska alla conferenza di Monaco del 38. Eventuali incontri con Zelensky saranno possibili solo dopo il vertice tra Trump e Putin, ha riferito la CNN, citando un funzionario anonimo della Casa Bianca, secondo il quale, sebbene la partecipazione di Zelensky ad alcuni incontri in Alaska sia possibile, non è elencato tra i partecipanti confermati al vertice Putin-Trump. Scettico e più netto, ma la posizione non stupisce, data la storica antipatia del vicepresidente USA per il leader ucraino, J.D. Vance, che parlando a Fox News definisce la presenza di Zelensky non produttiva. Di fronte ai dietrofront della Casa Bianca, Trump dapprima è sembrato aperto a un trilaterale, poi ha cambiato posizione, e al balletto di posizioni a Kiev le bocche restano socchiuse in un comprensibile disappunto. Nonostante alla Bankova, così in Europa
così come in Europa non si sia mai fatto mistero del fatto che una pace decisa senza consultare i diretti interessati non nascerebbe certo sotto i migliori auspici, una proposta irricevibile per Kiev significherebbe mettersi nella scomoda posizione di chi rifiuta il dialogo e scontenta il principale alleato, così desideroso di annunciare al mondo un accordo. Ma non solo. Se, come è probabile secondo gli analisti, dovesse rigettare il piano di pace deciso in Alaska, la posizione interna di Zelensky si farebbe ancora più difficile di quanto già non sia. Il leader di Kiev sa bene di non poter fare concessioni territoriali a fronte di scarne garanzie, ma non può nemmeno ignorare la fatica di un'intera popolazione stremata da oltre 3 anni di guerra. E non da ultimo deve considerare il calo di consenso interno, non solo per opportunismo politico, ma anche per questioni di sicurezza. Putin non ha mai fatto mistero di voler eliminare Zelensky in ogni modo. Non è un caso allora che la propaganda russa stia cavalcando come non mai un tema delicatissimo per Kiev, ossia quello del reclutamento obbligatorio. Questione su cui il paese rischia di spaccarsi, proprio lungo quell'asse che divide l'est dall'ovest e su cui lo zar sogna di veder spezzarsi l'Ucraina. Poco da aggiungere, direi. Andiamo a vedere adesso il giornale. Nel frattempo, se ci volete scrivere, 340-670-9659, ma si sono fatte le 9:30 in questo preciso istante. Tiriamo un po' fiato e ci ascoltiamo una bella canzone. Per la precisione ci ascoltiamo Olé, i Five, Let's Dance 2001. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. If you wanna dance, this is our chance. If you wanna dance, let's take our chance. You can jump to the beat and keep bouncing. 30 seconds and counting. Hot one, this choice critical. Situation is difficult. My caliber won't allow me to rhyme on a level where your people can't hear me, see me. Guess I know you wanna be me. In the meantime, sing. Music is my life, 'cause my life is music. The beat of the drum in your heart. Mean it, can't you feel it, don't you know? Need it, better believe it, here we go. Oh, when we're coming together on the floor. You got what I like. Check it out, dropping verbal bombs on the beat. Hoping that you people think the sound is unique. 'Cause I like to party, come on everybody, gotta get it started. I got something to get you jumping. When I kick a freaky rhyme, I get the dance floor thumping. Just step back and take time to check. When I rock up on the mic, people never forget, so check it out. Music is my life, 'cause my life is music. The beat of the drum in your heart. You mean it, can't you feel it, don't you know? Need it, better believe it, here we go. Oh, when we're coming together on the floor. You know that you got what I like. You mean it, can't you feel it, don't you know? Need it, better believe it, here we go. Oh, when we're coming together on the floor. You know that you got what I like. You know you got what I like. This is our chance. If you wanna dance, let's take our chance. If you wanna dance, this is our chance. If you wanna dance, let's take our chance. You know that you got what I like. You know that you got what I need. You know that you got what I like. Yeah. Music is my life, 'cause my life is music. The beat of the drum in your heart. Mean it, can't you feel it, don't you know? Need it, better believe it, here
here we go. We're together on the floor. You know that you got what I like. Don't you know? E vabbè, siamo tornati indietro al 2001. Io, perdonate, ogni tanto mi ricordo anche certe cose ballate e straballate e le infilo nella colonna sonora alle 9:34 minuti e 33 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per la rassegna stampa. Vediamo un po' di zappe che sono giunte. Allora, eccole qua. Personalmente sono molto felice che dai dati resi noti ieri gli italiani siano il popolo più contrario in Europa all'aumento delle spese militari. Non solo perché le armi, sia detto di passata, servono a una cosa sola, uccidere. Beh, veramente servono anche a non farsi uccidere. Ma anche perché per il loro acquisto si sottraggono risorse statali che sarebbero invece necessarie per migliorare le scuole dei nostri figli, riqualificare la sanità, rendere più sicure le strade e i fiumi del nostro paese. L'uno non esclude l'altro. E lo sai perché non contiamo niente in Europa? Lo sai perché l'Europa non conta niente nel mondo? Per questi discorsi qui. Ogni euro in più speso per armi e guerre è un voto in meno per i governanti. Anche i recenti sondaggi ormai lo certificano a chiare lettere. Andrea da Certaldo, Firenze. Andrea, non si governa con i sondaggi, si governa con i programmi, che è un'altra cosa. I veri politici governano coi programmi. Ancora, qualcuno mi scrive: Antonino uguale gran rappresentante e portavoce del pensiero e sentimento comune del buonsenso. Grazie, la cosa mi onora altamente, amico o amica mia, che mi mandi questa cosa. Poi intanto si dice TAV, inoltre dimenticate che l'alta velocità Torino-Lione esiste già, quindi è inutile. Non so chi te l'abbia detto, ma non esiste nessuna linea ad alta velocità tra Torino e Lione. Cioè, vorrei fosse chiaro. Siccome tu hai già scritto l'altra volta che c'era il treno ad alta velocità, il treno ad alta velocità non vuol dire che automaticamente c'è l'alta velocità. L'alta velocità è data dalla presenza di una linea con caratteristiche tali da permettere al treno ad alta velocità di viaggiare a una velocità superiore ai 250 all'ora. In questo momento tra Torino e Lione non c'è. C'è una linea che si sta costruendo con un tunnel di oltre 50 chilometri che comincia in Val Susa e sbocca dall'altro lato delle Alpi, e per il momento, ahimè, l'alta velocità Torino-Lione non esiste. Ancora, Giovanna da Torino, buongiorno a te, buongiorno a tutti. A mio parere il ponte che collegherà l'Italia alla Sicilia e viceversa, l'Italia alla Sicilia, questo è interessante, mi ricorda molto un manifesto che fu fatto affiggere dal generale Roatta per le strade della Sicilia, citato da Leonardo Sciascia poco prima dello sbarco degli americani. Gli americani stanno arrivando, ma ci penseremo noi italiani a difendere voi siciliani, come a dire che voi siciliani, tutto sommato, commenta Sciascia, così italiani non siete. Comunque, buongiorno a tutti. A mio parere il ponte che collegherà l'Italia alla Sicilia e viceversa è indispensabile per tanti fattori. Se l'Italia avesse ascoltato i negazionisti di qualunque epoca non avrebbe avuto grandissime opere come la Cappella Sistina. Grazie Giovanna Torino. Pensa, una volta fare queste opere era anche segno di prestigio per il paese. Svizzera a 77 all'ora sul 50, il multimilionario riceve una maxi multa di 90.000 franchi. Viaggi in Svizzera, no thanks. Poi ancora, scusa, ma perché continuano ad attaccare Israele? La guerra e i bombardamenti in Italia è finita quando gli alleati hanno preso Mussolini. Non so su quale libro di scuola di storia tu abbia studiato, ma Mussolini non fu preso dagli alleati. Mussolini fu beccato su un camion di un'autocolonna tedesca, vestito da tedesco,
dai partigiani che l'avevano fermato. Gli alleati non c'entrano niente. Va bene, ok, queste le zappe che sono giunte finora alle 9:38 minuti e 44 secondi e noi adesso andiamo a Gaza, andiamo a vedere che cosa ha detto Netanyahu, perché Netanyahu, eccolo qui, ha lanciato questa operazione verità, liberiamo Gaza piena di terroristi, il premier alla stampa, vogliamo portare a casa i rapiti, telefonata con Trump sul piano. Le menzogne, noi abbiamo cercato di scongiurare una crisi umanitaria, Hamas l'ha creata, sabotando e saccheggiando le derrate alimentari. Non voglio prolungare la guerra, ma voglio farla finire. Gaza City è la capitale del terrore, ora bisogna terminare il lavoro, sarà veloce. Scrive Fiamma Nierenstein, tutti sanno che Netanyahu non ama parlare con i giornalisti, ma ha incontrato prima la stampa estera e poi quella israeliana, anche quella che lo attacca dal punto di vista politico e umano da anni, quella che ha attribuito a Israele i peggiori crimini di guerra e genocidio. Il primo ministro israeliano è sceso in campo sull'ottavo fronte col suo perfetto inglese e la sua verve comunicativa. Chiaro che la scelta era cercare di scuotere l'opinione pubblica dalla valanga di menzogne che si è rinnovata con fuochi d'artificio all'annuncio di allargare la guerra a Gaza, chiamandola occupazione. Bibi si è confrontato con la lettura del comportamento guerrafondaio di Israele, opponendo la decisione inappellabile di distruggere Hamas e recuperare i rapiti. Ohad, un ferito rimasto senza gambe, mi ha detto: primo ministro, vai avanti, battiamo Hamas, noi siamo forti e vinceremo. Ha contestato la fame come arma di guerra, l'intenzione di distruggere un intero popolo e il numero di morti. Le sue parole hanno condannato le piazze antisemite, una cinquantina di manifestazioni ieri in Grecia, e le istituzioni internazionali ONU e UE in funzione anti-americana, che ora non trovano niente di meglio della bandiera stracciata dello Stato palestinese. Netanyahu sa bene che mentre parla sullo sfondo rulla il tamburo che l'accusa personalmente, sempre di opportunismo politico, corruzione, persino di un po' di fascismo. Per questo ha aperto le porte del fronte di Gaza ai giornalisti stranieri. Contrariamente a quel che dite, questa è la via più rapida per por fine alla guerra, ha ripetuto, spiegando che Gaza è sotto controllo per il 75% e come Hamas sia in possesso soltanto di Gaza City e Al-Mawasi, i campi centrali. Là si concentrerà l'azione, concordata con una telefonata col presidente americano Donald Trump, ma prima si farà in modo che la gente se ne possa andare in zone salvaguardate. Il premier ha insistito sull'impegno di Israele a distribuire aiuto, sul fatto che ha fatto entrare 2 milioni di tonnellate di cibo, con una politica che è l'esatto contrario di affamare la gente. E poi ha spiegato come Hamas abbia sequestrato gli aiuti, come le Nazioni Unite non abbiano distribuito il cibo e ora si cerchi di rimediare. Netanyahu ha promesso velocità, mesi di guerra possono portare a molte perdite di soldati e morte dei rapiti. Si è sforzato di descrivere un futuro di sicurezza, non di occupazione, con un potere civile fatto dal mondo arabo, ma certo non da Fatah e Hamas. I palestinesi non hanno mai desiderato un loro Stato che gli abbiamo offerto dal 1948, cercano solo di distruggere Israele. Le famiglie rapiti vorrebbero che Bibi lasciasse perdere tutto per uno scambio che tuttavia Hamas non promette. Niente di buono può derivarne. Non avreste lasciato i nazisti a Berlino, ha detto. La sua fiducia nella vittoria sembra derivare da una visione più vasta, da un disegno in cui all'Iran e agli Hezbollah e Hamas sconfitti si aggiungano, con l'aiuto degli USA, le forze del grande motore della violenza sullo sfondo. Netanyahu vuole completare la liberazione di Gaza nonostante la possibile rottura nel suo governo e nonostante il movimento per i rapiti. Witkoff tratta ancora, le riserve richiamate per novembre sono centinaia di migliaia. Si capisce che Bibi gioca su un campo largo, scommette su un mondo diverso, dove il trauma del 7 ottobre si curi con un intervento apicale. Speriamo bene, che è la cosa più importante. Allora, adesso andiamo avanti, che ora si è fatta, le 9:43 minuti, dai che poi dopo le 10:05 apriamo il telefono allo 0292947222, voi continuate a scrivere tranquillamente sul canale delle zappe 340 670 9659 che noi vi si legge. Pagina 23, andiamo a vedere, andiamo a pagina 23 di Repubblica.
cosa ci sarà? Perché ho visto che ho scritto qualcosa, ma non riesco nemmeno io a decifrare che cosa abbia scritto. Ah, il Vesuvio, ecco qua. Mentre noi parliamo di queste cose, come sempre in estate è momento di incendi, perché per qualcuno, per qualche figlio di madre ignota, gli incendi chiaramente sono un ottimo motivo di, come possiamo dire, un ottimo motivo di incassi. E allora, ladies and gentlemen, stiamo a vedere che cosa sta succedendo. Sapete che qualcuno ha dato fuoco a una pineta pregiata sui fianchi dello sterminator Vesevo, per usare le parole di Leopardi nella ginestra. E vediamo cosa ci dice il collega Dario Del Porto da Terzigno per Repubblica, e dice sostanzialmente le ultime ore drammatiche di questo incendio si sono viste nel pomeriggio di ieri, quando l'incendio, spinto dal vento, è arrivato fino a 500 metri dallo stadio di Terzigno. L'intervento dei soccorritori l'ha respinto, ma si dovrà attendere ancora, si spera non oltre la giornata di oggi, per poter tirare finalmente un sospiro di sollievo, spiega il presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca, e aggiunge: bisogna insistere e prestare attenzione alle alte temperature, sperando che il vento non si alzi. Si continua a lavorare come fatto finora, senza abbassare la guardia. Sul terreno ci sono almeno 350 operatori, 150 della regione Campania, altri 150 provenienti dal resto d'Italia, dopo la firma dello stato di mobilitazione chiesto dal governatore Vincenzo De Luca e disposto dal ministro della protezione civile Nello Musumeci, più altri 50 soldati. Nel corso delle attività di bonifica a piedi finalizzate allo spegnimento dell'incendio, un caposquadra della comunità montana dei Monti Lattari di 58 anni è stato colpito nel crollo da un albero di medie dimensioni. Ora è in ospedale con un taglio al collo, dolori alla schiena e una distorsione alla caviglia destra. Le fiamme hanno assestato anche un duro colpo all'economia della zona. La presidente di Coldiretti Napoli, Valentina Stinga, lancia l'allarme. Sono stati devastati molti vigneti dell'Acrima Cristi e le produzioni di altre eccellenze locali come pomodorini del Piennolo, albicocche e pellecchiella. È presto per una stima dei danni, intanto una task force investigativa specializzata dei carabinieri è già sul campo per indagare sulle cause del rogo, in coordinamento con la procura di Nola diretta da Marco Del Gaudio. Non si può escludere che ci sia dietro la mano dell'uomo anche stavolta, argomenta il presidente del Parco Nazionale, semplicemente perché la statistica ci dice che il 90% degli incendi ha un'origine dolosa o colposa. Chi può essere interessato a fare questo? Non oso immaginare una coscienza umana che possa produrre un danno così grave e irreparabile. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato il centro coordinamento soccorsi e segue le operazioni di spegnimento dell'incendio in collegamento col Dipartimento della Protezione Civile e della Regione. Abbiamo poi un'intervista a questa guida del Parco Nazionale del Vesuvio, si chiama Umberto Saetta, lui è presente fin dall'inizio di questo incendio. Lei è sul fronte dell'incendio sin dalle prime ore. Cosa ha visto in questi giorni? Una devastazione totale. Per fortuna la popolazione è al sicuro, ma bisogna assolutamente evitare di venire nella zona. In questo momento praticare i sentieri del parco è troppo pericoloso. I venti la fanno da padrone perché cambiano di continuo, mandando in tilt il sistema e chi sta intervenendo. È una situazione molto complessa. Le posso raccontare un episodio? Prego. Eravamo in un'area già bonificata, pulita, usciva fumo dal terreno. Quando hanno gettato l'acqua l'abbiamo vista ribollire, come sulla solfatara. Questo cosa vuol dire? L'incendio cova, bruciano legni vecchi, radici, all'improvviso può sprigionarsi un focolaio. È una delle caratteristiche della terra di questo luogo, piena di materiale disciolto depositato dalle eruzioni del passato, soprattutto quella del 44. Questo la rende molto particolare. Il Vesuvio è un caso unico anche negli incendi. I piromani, chi ha appiccato il fuoco è solo l'ultimo dei problemi, perché li abbiamo sempre bloccati a valle. Oggi disponiamo di mezzi adeguati e personale in gamba. Sono scesi in campo i migliori, dalla protezione civile all'esercito, ai vigili del fuoco, alle varie organizzazioni. Stanno lavorando tutti alacremente. Non so dire dove si sia verificato il default, ma qualcosa è andato storto in questo meccanismo.
Speriamo bene, che dobbiamo fare? Nel frattempo, a proposito, andiamo a Diamante, in provincia di Cosenza, qua siamo a pagina 22 di Repubblica, sapete di quel caso di persone intossicate dal botulino, dei 9 indagati per omicidio e lesioni colpose, della questione del botulino da food truck cresciuto nei panini agli friarielli sul lungomare cosentino di Diamante, 5 sono medici. E questa è la potente novità nell'inchiesta della Procura di Paola. 3 sono dipendenti del Tirrenia Hospital di Belvedere Marittimo, la clinica privata che ha respinto 2 volte il pittore ambulante Luigi Di Sarno, 52 anni. Ha raccontato alla sorella Filomena: mio fratello si è presentato la sera di martedì 5 agosto ed è di 5 aprile, no, 5 agosto. E di nuovo il mattino successivo. Chiedeva ossigeno, non riusciva a respirare. Gli hanno risposto: avrà avuto una delusione d'amore, si faccia vedere da un neurologo. Altri 2 medici indagati sono in servizio all'ospedale, questo pubblico, dice Traro. Loro hanno visto arrivare in pronto soccorso Tamara D'Acunto, 45 anni. L'hanno visitata e dimessa con una diagnosi di intossicazione da farmaci. Entrambi, Di Sarno e D'Acunto, sono morti, presumibilmente a causa della tossina del botulino. Le cartelle mediche delle 2 strutture sono state sequestrate subito dopo i decessi. Ora saranno confrontate con le autopsie da effettuare domani, dopo la riesumazione del corpo della donna. La procura ritiene che un esame neurologico, il botulino attacca ai nervi, e uno gastroenterologico avrebbero dovuto essere realizzati immediatamente a fronte di persone in evidente stato patologico avanzato. Sono sotto inchiesta quindi 2 responsabili della ditta produttrice dei vasetti di broccoli sott'olio e un'azienda di Sant'Anastasia nel napoletano, e ancora un distributore del prodotto. Per i 3 si aggiunge il reato di commercio di sostanze alimentari nocive, ma in verità in questi casi gli avvisi di garanzia sono misure dovute di fronte ad atti irripetibili, le autopsie appunto, da compiersi nelle prossime 24 ore. La procura, guidata da Domenico Fiordalisi, è convinta che il centro della questione sia la cattiva conservazione delle vetture sott'olio da parte di Giuseppe Santonocito, 33 anni, l'ambulante del camioncino rosso. Ovviamente è lui il non indagato ed è quello che rischia di più. I procuratori hanno chiesto di approfondire il curriculum vitae del giovane commerciante che da 9 anni gestiva il camion mobile a Diamante e nei 3 giorni da domenica 3 agosto a martedì 5 avrebbe maneggiato in modo pericoloso i prodotti necessari per confezionare i panini. Sono 15 gli intossicati ancora in ospedale, oltre i 2 morti. Per ora gli investigatori non hanno riscontrato alcuna preparazione specifica al ruolo da parte di Santonocito e con l'improvvisazione in un'impresa alimentare è elemento aggravante. Ancora la procura: sulle coste calabresi sono migliaia i ristoratori fai da te che non hanno fatto una scuola appropriata né seguito un corso di sicurezza alimentare obbligatorio per tutte le aziende che operano nel settore alimentare. L'Istituto Superiore di Sanità ha confermato il focolaio botulino a Diamante. L'Italia detiene il primato europeo dei casi, in maggioranza dovuti a contaminazione di verdure sott'olio. Stefano Curcio, professore di ingegneria chimica all'Università della Calabria, dice: la formazione per i giovani imprenditori alimentari è spesso optional. Molti ragazzi disoccupati aprono un chiosco senza certificazioni né esperienza. Questo è quanto. Andiamo a vedere adesso il tempo e ci avviamo così alla fine della nostra esposizione della rassegna stampa. Sono già le 9:52. Poi ci resta da dare un'occhiata al provvedimento contro i maiali che buttano i rifiuti dalle macchine, per cui a maggior ragione restate con noi, perché chiaramente l'ambiente non è una pattumiera, che è la cosa più importante da sottolineare, questo lo ricordiamo. Allora andiamo sul tempo, andiamo a conoscere questo galantuomo qui che, eccolo qua, il video della vergogna. Così l'uomo di Hamas smentiva il 7 ottobre, attaccava il governo. 5 giorni dopo l'offensiva contro Israele, tutte falsità. Il personaggio ritenuto vicino ai terroristi accusava Meloni: hanno raccontato una falsità per paragonare Hamas all'ISIS. Spunta il video esclusivo di Mohammed Hannoun, l'uomo ritenuto vicino ad Hamas di cui ci stiamo occupando nella nostra inchiesta, scrive la brava Giulia Sorrentino. Era il 13 ottobre 2023 quando, in quanto imam della moschea di Genova, dopo aver pronunciato la predica in arabo, Hannoun
ha usato queste parole scioccanti contro il governo di Giorgia Meloni, che erano state postate sia sul suo profilo che su quello del centro islamico, per poi rimuoverle poco dopo. Ma noi ne siamo venuti in possesso, scrive la collega del Tempo. Abbiamo visto l'atteggiamento del nostro governo italiano, europeo, americano e di alcuni paesi arabi che si sono schierati a favore di Israele, che si mettono a piangere per le vittime. Addirittura hanno raccontato una falsità per paragonare Hamas all'ISIS. L'ISIS ha decapitato le teste di innocenti bambini, anziani e donne. Lo stesso sta facendo Hamas a Gaza? No, questa è una falsità e lo dico a bocca piena. Una falsità raccontata dal portavoce dell'esercito israeliano per attaccare mediaticamente la resistenza palestinese. Resistenza, così viene chiamata Hamas da Annun, e da coloro i quali non condannano le azioni messe in atto dal gruppo terroristico che ha causato il massacro del 7 ottobre. Parole pronunciate appena 5 giorni dopo l'attacco nei confronti di Israele. Ma no, secondo Annun le migliaia di vittime non potevano essere piante o ricordate. Ed è per questo che aggiunge: Israele massacra oramai da più di 75 anni la popolazione palestinese. Cisgiordania, Gerusalemme, Gaza dal 2007. La striscia di Gaza è una fetta di terra di 365 km² in cui quasi 2.300.000 persone vivono in quella prigione a cielo aperto. Questa è la verità. Cosa ce ne facciamo di questi esseri umani? O li ammazzate come state facendo ora o gli date i loro diritti in quanto esseri umani? Questa è una conseguenza della vostra ingiustizia, del vostro atteggiamento sbagliato, della vostra solidarietà economica e del vostro supporto e sostegno dei flussi di miliardi che l'Europa e gli americani danno a Israele. Armamenti infiniti, doppio standard, 2 pesi e 2 misure. Se i palestinesi alzano la voce e gridano dal dolore, vengono chiamati terroristi palestinesi. Mentre per l'Ucraina tutta l'Europa ha finanziato armamenti infiniti. Si è detto che gli eroi ucraini devono resistere. Ma perché questa ingiustizia? Perché da una parte sì e dall'altra no? Questa è un'ingiustizia che noi rifiutiamo, vi giuro mi sta venendo da vomitare. Lasciamo perdere, dai. Farneticata abbastanza costui. C'era un'altra notizia invece che vi volevo segnalare. Dov'è? Andiamo un attimo di nuovo in prima pagina. Eccolo qua, pagina 2. Pagina 2. Ah, ecco qui. E poi naturalmente accanto a questo che delira abbiamo Repubblica che finalmente si accorge che esistono gli estremisti islamici anche nel nostro paese. Sentite un po' qua. La Repubblica, sempre su Il Tempo, ne scrive Filippo Impallomeni, la Repubblica è il pezzo sull'omofobia dell'Islam, fidanza, Berizzi scopre che gli islamisti odiano. Un articolo comparso sul quotidiano racconta di 2 ragazzi gay minacciati, per il Corano dovreste bruciare. Si baciano e passeggiano tenendosi per mano, una coppia di ragazzi gay aggredita verbalmente da un gruppo di ragazzi nordafricani. Il Corano dice che i gay devono bruciare. Trento, estate italiana. Non è un post di Fratelli d'Italia né tantomeno della Lega, che comunque sono intervenuti con forza sulla vicenda. Il messaggio sopra citato è stato condiviso sui propri canali social da Paolo Berizzi, in corredo a quanto da lui scritto nella rubrica Pietre su Repubblica, la stessa rubrica dove il compagno Berizzi è attualmente impegnato nella caccia ai fantasmi del passato. Sì, sono davvero parole di chi definisce Fratelli d'Italia come la comunità messina che oggi governa l'Italia e che ha come mito fondativo il razzista, fucilatore di partigiani e servo dei nazisti Giorgio Almirante. Un'affermazione che a correnti inverse vorrebbe dire definire un signore della politica come Berlinguer come un brigatista, ma passiamo oltre. Stavolta vogliamo dare merito a Berizzi, che per un giorno sembra essere tornato nel presente nel mondo reale. Ora lo ha ammesso anche lui. La cultura islamica, tanto accolta dai suoi amici della sinistra, è incompatibile col nostro modo di vivere. E se a casa loro discriminare donne ebrei e gay è ritenuto normale, a casa nostra tutto ciò è inammissibile e di soggetti del genere non ne abbiamo bisogno. A ogni modo, la pubblicazione di Berizzi ha scatenato la grande ironia e il capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento, Carlo Fidanza, lo ha voluto punzecchiare a dovere, dandogli il benvenuto sul pianeta Terra. Oggi persino Paolo Berizzi, attonato, scopre che gli islamisti odiano i gay.
Stai a vedere che forse in Italia la vera minaccia per i diritti non sono i presunti fantasmi fascisti, ma gli immigrati irregolari che non sopportano la nostra civiltà, con buona pace della retorica della sinistra. E sui social, spulciando nel post di Berizzi, le reazioni sono tutte da ridere. Ma stai bene? Chiede un utente. Hai capito che l'Islam non è integrabile in Occidente? E ancora, chi sei tu che scrivi queste cose? Libera subito Berizzi e nessuno si farà del male. Nel nostro paese, anche nelle cose più drammatiche, c'è sempre, e dico sempre, un momento di cabaret, come vedete. Allora, che ora si è fatta? Le 9:59 minuti e 3 secondi. Andiamo a concludere con... no, ci fermiamo un attimo invece. Ci ascoltiamo Renato... no, questa è Capitaneria di Porto, scusate. Ci ascoltiamo Le Ciordez, Mr. Sandman del 1954 e poi torniamo con due ultimi argomenti e apriamo i telefoni. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum. Mr. Sandman, yes, bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold, be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring us, please, please, Mr. Sandman, bring us a dream. E con Le Ciordez, Mr. Sandman 1954, che lascia pensare a quell'epoca di gonne vaporose, vitini da Vespa, abiti tre pezzi per lui con cravatte eventualmente regimental, oppure di lana tricot per l'uomo, mentre lei, elegantissima, volteggia su una di queste pedane magari affacciate sul lago, sul mare. Mamma mia, mi sta venendo sto momento di flash anni 50 straordinario, è qualcosa di meraviglioso. Bene, allora Silvio da Torino: non è solo un fatto di velocità. TAV è progetto condiviso tra nazioni europee per togliere i tir dalla strada e migliorare i trasporti e inquinamento. Ma in realtà è alta velocità e alta capacità proprio per questo motivo. E la linea non c'è tra Torino e Lione, la stanno costruendo. Ma se non sbaglio, i partigiani italiani erano considerati terroristi come combattenti palestinesi. Dov'è la differenza? Perdonami Francesco.
chi li considerava terroristi erano i nazifascisti, non gli alleati che gli tiravano il cibo e i vettovagliamenti con gli aviolanci e gli davano anche i messaggi in codice attraverso Radio Londra, quando Radio Londra faceva don 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 don, don 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 don. Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. Marco ha detto che viene venerdì. Il cielo si illumina di immenso. Vi abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Porta pazienza, dai, su. Mo, se dobbiamo trasformare in eroi pure 4 figli di puttana tagliagole come quelli di Hamas, siamo a posto, dai, ti prego. Veramente il mondo al contrario. Due ultime cose. Vincenzo Paglia, Ruini sbaglia, sul fine vita, siamo sulla Stampa, sul fine vita serve una legge, in politica c'è grande spazio per i cattolici. Monsignor Paglia, ma lei davvero crede a sta favola? L'arcivescovo, il Parlamento decida a larga maggioranza, oggi servirebbe una globalizzazione della solidarietà. Monsignore, io le voglio bene, ma se lei crede che in politica ci sia ancora spazio per i cattolici, porti pazienza. Allora, che cosa è successo? È successo che il 2 agosto scorso il cardinale Ruini, che vorrei arrivarci io a 94 anni con la mente lucida che ha lui, ha detto una serie di cose. Ha detto: la Meloni governa bene, non serve il partito cattolico. Diceva anche che Berlusconi Junior in politica non avrebbe il talento di suo padre e sosteneva che sul fine vita è meglio nessuna legge che una cattiva. E allora Paglia gli risponde: il Parlamento riprenderà a settembre la discussione sul fine vita. Bisogna vigilare perché non si tratta, secondo le indicazioni della consulta, di creare alcun diritto alla morte, bensì al contrario di circoscrivere attentamente ipotesi in cui assistere al suicidio non sarebbe più punibile. Necessaria una legge che tuteli le persone più vulnerabili e sole. È opportuno che in una materia come questa si approvi una legge che abbia il più largo consenso possibile. Non si può lasciare la decisione alle singole regioni, occorre che sia votata a larghissima maggioranza. Un tema delicato richiede un supplemento di attenzione. Il fine vita è più largo di qualsiasi dettato legislativo, non solo perché ciascuno muore a modo suo e non è possibile prevedere una morte univoca. La Chiesa, e non solo, è contraria all'eutanasia, al suicidio assistito e all'accanimento terapeutico e all'abbandono terapeutico, di cui nessuno parla ma che è il problema più largo in questo campo. Troppi malati gravi sono lasciati soli. Perché accade questo? Le cure palliative, pur introdotte da una legge, non sono affatto uniformi nel territorio italiano, una sfida urgente e una grave lacuna. Per favorire un'adeguata consapevolezza, la Pontificia Accademia per la Vita ha promosso un piccolo lessico per aiutare a orientarsi in un ambito così delicato e assieme urgente. È d'accordo con Ruini che non ci sia bisogno di un partito cattolico? Sono in molti, anche cattolici, a non ritenere possibile oggi un partito cattolico. C'è invece bisogno che i cattolici sentano la responsabilità di intervenire sulla vita politica. In un mondo globalizzato, smarrito e conflittuale, mancano visioni unitive che appassionino. E qui c'è un grande spazio per i cattolici. Karol Wojtyła diceva che gli uomini soffrono per mancanza di visione. E Giorgio Gaber nel 94 cantava: e pensare che c'era pensiero. Abbiamo bisogno di visioni che uniscano e appassionino, tanto più che oggi tutto è globale. Il cattolicesimo italiano e quello europeo sono in ritardo, rischiamo l'irrilevanza, c'è troppa autoreferenzialità, anche tra i cattolici. Allora, ve lo dico io come che va a finire. Paglia sogna ancora la nascita di un partito cattolico come quando Riccardi, l'uomo di Sant'Egidio, salì in politica con Monti. Non hanno capito entrambi, perché questi sono quelli che hanno fatto saltare Todi 2, che era il tentativo di costituire un partito cattolico quasi 20 anni fa. Ecco, questi non hanno ancora capito una cosina essenziale, che il partito cattolico in Italia è morto con la Democrazia Cristiana, punto, finito. Invece continuano a sognare di fare il partito cattolico, che se andrà bene arriverà al 3% e manco entrerà in Parlamento. Del resto l'avete visto, il popolo della famiglia, Gandolfini, Renzi, ci ricorderemo, tutte queste robe qua non sono servite a niente e non hanno prodotto niente. Però, come vedete, vanno allegramente verso il suicidio politico.
ognuno fa quello che vuole, siamo in democrazia dopo tutto. Torniamo a noi. La reazione al sovranismo: c'è una cultura maggioritaria che porta inesorabilmente individui, gruppi, paesi a concentrarsi sul proprio particolare. Cambiamento d'epoca significa che per la prima volta nella storia l'uomo ha nelle sue mani il potere di distruggere se stesso e il creato. E ciò dal 1945 con la bomba nucleare, poi col cambiamento climatico, infine con le tecnologie emergenti e convergenti, con le quali si può manipolare l'umano radicalmente. Basti pensare al potere dell'intelligenza artificiale. Eppure si torna a parlare tranquillamente di nucleare senza tanto scandalo, mentre si sdogana il ricorso alle armi. Soffia lo spirito di Caino? Abbiamo 59 guerre aperte, con quelle dell'Ucraina e di Gaza sul cui esito è nebbia fitta, mentre false narrazioni e obblighi mercantili rischiano di soffocare una pace che non solo non potrà essere giusta, ma neppure duratura. Ovunque prevalgono gli interessi di parte, è caduto il noi ed è iniziata la dittatura dell'io. Max Stirner aggiungeva: l'io facilmente si crede l'unico, gli altri sono nemici da eliminare o soggiogare. Eppure è stato un momento nel quale abbiamo sperato in una pace a portata di mano, nell'89 alla caduta del muro di Berlino. E in effetti nei 2 o 3 anni successivi ci furono momenti di pace. Si firmò la pace in Mozambico, quella mediata da Zuppi, l'amico suo. Furono scritti gli accordi di Oslo, cadde l'apartheid in Sudafrica. Passarono appena 3 anni e iniziò la guerra balcanica, divenuta l'inizio della balcanizzazione del mondo. Dall'89 a oggi sono stati costruiti 77 muri. La globalizzazione del solo mercato ha creato squilibri crescenti. Un iperindividualismo ha infettato il mondo intero come un virus velenoso e inarrestabile che ha indebolito le democrazie, che si trasformano in democrature e autocrazie. E quindi sostanzialmente mancano visioni comuni, è urgente una nuova cultura politica. Quale Europa immaginiamo? Quale assetto internazionale promuoviamo? Serve uno scatto di pensiero. Nel secondo dopoguerra, di fronte al dramma della seconda guerra mondiale, al crollo del nazifascismo, alcuni intellettuali a Camaldoli e Ventotene immaginarono il futuro dell'Italia e dell'Europa. Oggi è un tempo analogo. Vabbè, lui è sempre stato di sinistra, uno che mi ripropone vestito da prete il manifesto da Ventotene, che è un manifesto quanto mai illiberale e soprattutto superato per fortuna dal tempo degli eventi e della storia. Vabbè, lasciamo perdere, dai. Lasciamo perdere davvero. Abbiamo ancora qualche colpo di coda del bergogliismo, passerà. Per fortuna ora c'è un papa che fa il papa e non la politica. Allora, andiamo a vedere a pagina 20 sul Corriere della Sera, e con questo chiudiamo la rassegna stampa. Il telefono è aperto allo 0292947222. Un provvedimento giusto. Rifiuti lanciati dalle auto, multe fino a 18.000 euro, nelle aree protette c'è l'arresto. Il nuovo decreto, le immagini delle videocamere ammesse come prova. Un fazzoletto di carta sporco avvolto nel suo involucro di plastica, una lattina, una bottiglia di vetro di una bevanda nel sacchetto di rifiuti, un finestrino che si abbassa da un'auto in sosta o peggio in corsa. In pochi secondi il rifiuto vola via, lasciando dietro una cicatrice ambientale destinata a restare per anni. Succede purtroppo ovunque, ogni giorno, in città, lungo le provinciali, in autostrada. Fino a venerdì scorso, però, per multare l'incivile serviva che una pattuglia lo cogliesse sul fatto e fermasse l'auto. Da sabato invece sono tempi duri per chi viene sorpreso a sporcare. Col decreto legge 8 agosto del 2025 numero 116, gettare un rifiuto da mezzo a motore in marcia o in sosta può costare davvero caro, anche se si pensa di averla scampata. Il conto adesso potrebbe arrivare anche a casa giorni dopo. Scusate se io me la prendo tanto nel leggere questo pezzo, ma io lo accolgo veramente con molto piacere e spero che venga applicato tra l'altro in maniera molto rigida, perché, e questo gli amici che vanno in bicicletta o in motocicletta meglio ancora lo possono capire e lo sanno assieme a me. Non è la prima volta, per esempio, che passa la macchina, tu sei in Vespa che stai andando a 70 all'ora su una strada provinciale o statale, passa il coglione di turno, tira giù il finestrino e butta la cicca di sigaretta che ti cade addosso e ti può bruciare, ti può rovinare i vestiti, eccetera, eccetera. Oppure quelli che buttano appunto le lattine di coca dai finestrini e così via. Quella può cadere sul bordo della carreggiata, arrivi tu,
ci introppichi con le ruote da 10 pollici del Vespone e t'ammazzi, eccetera, eccetera, eccetera. O quei fenomeni che dalla macchina in corsa buttano i sacchetti della monnezza, perché c'è anche gente così. Poi vabbè, vi dirò la mia teoria in merito, ma torniamo a noi. Quindi, con questo decreto legge, che vi ripeto è l'8 agosto 2025 numero 116, gettare un rifiuto da un mezzo a motore in marcia o in sosta può costare davvero caro, anche se si pensa di averla scampata. Il conto adesso potrebbe arrivare anche a casa giorni dopo. Finalmente, commenta Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI per la Viabilità Italia, perché non è solo una questione di decoro urbano. Un rifiuto lanciato da un mezzo può colpire un motociclista o costringere il veicolo dietro a una frenata improvvisa, provocando magari un tamponamento a catena. E se finisce in un tombino o in un fosso diventa un danno ambientale. Ora potremo intervenire in modo più efficace grazie alle telecamere. Il testo del decreto infatti ha modificato anche l'articolo 15 del codice della strada. Potremo acquisire e visionare immagini da qualsiasi impianto di videosorveglianza comunale, autostradale o privato, dentro e fuori i centri abitati, e usarle come prova per multare chi lancia rifiuti. Basta un fotogramma nitido della targa, interrogare la banca dati della motorizzazione, risalire al proprietario e la sanzione sarà valida, a differenza del passato, anche senza il ferma dell'auto e la contestazione immediata. Per un guidatore sarà doloso se verrà pizzicato mentre abbandona rifiuti non pericolosi da un mezzo a motore. Se si tratta di un fazzoletto o mozzicone di sigaretta, la multa arriva fino a 1.188 euro. Ma se si fa volare via una bevanda in lattino o vetro dopo averla bevuto o un sacchetto di rifiuti, è prevista anche la segnalazione alla procura con un'ammenda da 1.500 a 18.000 euro. Inoltre, se il gesto avviene vicino a fiumi, aree protette o zone già inquinate e comporta pericolo concreto per le persone o l'ambiente, scatterà l'arresto oppure differito entro 48 ore e una pena da 6 mesi a 5 anni e mezzo. Nei casi più gravi si arriva a 7 anni. C'è di più, la sospensione della patente può essere comminata fino a 6 mesi per le violazioni penali, dice Altamura, ma se il lancio o lo smaltimento illecito avvengono con un mezzo di un'azienda privata può scattare pure la confisca del veicolo, salvo che appartenga a un terzo completamente estraneo. Inoltre sono colpiti chi usa auto o furgoni per scaricare rifiuti in campagne, zone industriali dismesse e aree naturali. Per i rifiuti pericolosi la reclusione va da 1 a 5 anni, che salgono da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nei casi aggravati. Se a violare la legge è un dipendente con mezzo aziendale, il titolare risponde per omessa vigilanza fino a 5 anni e 6 mesi. Con questo chiudiamo la rassegna stampa. Frank, io tolgo la condivisione schermo e quindi abbiamo 2 telefonate. Prendiamo la prima già allo 0292947222. Pronto, chi è là? Buongiorno signor Tonino Lisetta. Cara Lisetta, buondì. Buongiorno. Allora, 2 notizie. Prima volevo dire che a Caravaggio, che è una cittadina in provincia di Bergamo, sì, prima era stato votato dalla Lega, adesso invece c'è una lista civica e da quando il signor Tonino non c'è più la Lega, adesso tutti i giorni ci vogliono pattuglie di carabinieri e polizie in strada contro i disordini che succedono. Questo tanto per sua conoscenza. Seconda cosa, sul fine vita, 2 parole, cioè sulla questione della vita naturalmente, che va secondo me ben al di là del dovere presunto di assicurare il suicidio assistito. Va stimolato, sempre secondo me, ripeto, un dibattito non conflittuale sulla dignità delle persone, senza ansia, da primi della classe e da tutte le parti. Tutto qua, io la saluto e una buona giornata. Guardi, lei dice sempre delle cose molto sagge e io mi ritrovo in quello che lei dice. La ringrazio, Lisetta. Altra telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Federica. Oh, buongiorno a te, cara. Come va? Bah, accaldati ma bene. Stanotte sei riuscita a dormire? No, assolutamente. Noi abbiamo avuto una quarantina di gradi ieri, più o meno. Guarda, io mi sono svegliato che erano le 3 e poi basta. Quindi non ci si durava. Proprio le fresche frasche erano bollenti, non erano fresche frasche. Ma comunque vabbè.
Ascolta, ho sentito con piacevole la tua rassegna stampa. E l'ultima, ci sono tante cose da dire, ma mi ha colpito sull'ultimo articolo che insomma hai letto, sull'immondizia. Allora, guarda, non è un problema solo cittadino, ma anche che tocca le nostre campagne, perché i fossi veramente sono una miniera di rifiuti, nel senso che purtroppo vediamo la gente, soprattutto noi che insomma abitiamo vicino a una strada che ti porta a fare la passeggiata sul fiume Reno, che ogni tanto qualcosa ci capita. Allora noi qualche anno fa la nostra associazione aveva fatto un accordo di programma, nel senso che ti dava dei sacchetti, associazione insomma agricola, ti dava dei sacchetti rossi che quando pulivi i fossi o facevi manutenzione, li mettevi vicino alle zone di raccolta dell'indifferenziato e non pagavi niente, quindi, e anche se lo mettevi non sul tuo passo ma in un'altra zona, c'erano dei punti appositi, non pagavi niente e nessuno ti poteva denunciare, perché dentro questo sacco rosso è stato comunicato che era la raccolta insomma dei rifiuti lasciati sparsi nei fossi. Ti dico una cosa, tu citavi il problema di chi è in motorino eccetera così. Allora, quando troviamo i rifiuti abbandonati nei fossi, ma anche in prossimità, quindi sulle aree che stiamo coltivando, sono pericolosi, perché quando arriviamo con i nostri mezzi che girano un po', mi viene da dire, noi lo chiamiamo il macinone, insomma frange e zole, che girano a certa velocità, le bottiglie rotte, quello che è, sono delle schegge, ma sono schegge che possono colpirti ovunque, anche al collo, perché chiaramente tu dici è un vetrino, cosa vuoi che faccia, ma se ti arriva addosso è un'arma. Quindi è questo che insomma dovrebbe anche la gente capire, che non è solo un danno diciamo per il decoro, ma anche un danno, lo dico di parte, anche per noi operatori, perché purtroppo capita che uno corre il rischio di farsi male. Tutto qua. Allora, intanto mi scrive Lorenzo Viviani e mi dice di salutarti, quindi io presento i suoi saluti. Cambio. Ecco, ma guarda, tu mi parli del frangizole o comunque anche del trattore con dietro attaccate le zappe, ma generalmente quelli sono chiusi in un cassone e così via. Per quanto riguarda invece, per esempio, uno che sta lavorando con, come si dice, con la motozappa, per esempio, quando lavori con la motozappa non ha il cassone coperto, quindi immagina quando fresi veloce e prendi una bottiglia di vetro. Sì, ma anche solo per dare col decespugliatore se sei vicino al fosso perché insomma vuoi togliere un'erba qualcosa, a parte rovinare il decespugliatore, che quello almeno ti può arrivare perché è capitato, insomma, è tutto lì, ti può arrivare qualcosa. Certamente. Okay. Bon. Ok. Senti, che si fa oggi nel frutteto? Ma adesso stiamo raccogliendo delle altre pesche, delle nettarine, le pesche noci, un po' all'ombra perché inizia a essere caldo. Ieri alle 11 non si durava più in campagna, perché sì, sarai sotto delle reti che sono tra virgolette ombreggianti, ma quando è caldo e diventa peso, insomma. Certamente. Molto bene, molto bene. D'accordo, grazie cara. Ciao. Ciao cara. Allora, gradirei che in fascia protetta si evitassero le parolacce, grazie. Perché ho definito quelli di Hamas dei figli di puttana, ma lo sono, non è che cambia la sostanza. Poi vorrei anche aggiungere una cosa, non trinceriamoci dietro queste cose, vi prego. Di volgarità in fascia protetta ce ne sono ben altre che vengono fatte anche su altre emittenti, e non sono certo le parolacce. Le volgarità sono le frasi fatte, le volgarità sono i luoghi comuni, le volgarità sono le banalità nelle quali viviamo sommersi ormai da anni, le immondizie culturali, musicali, intellettuali che stanno strangolando questo paese. Quella è volgarità, sentite a me. Allora, che ora si è fatta? Alle 10:22, il telefono è sempre aperto, naturalmente allo 02 9294 7222, e vediamo un po' altre due chiamate. Pronto, chi è là? Tocca a me? Sì, ciao, buongiorno. Ciao, sono Marco da Settimo Torinese. Il nostro artista, buondì caro.
Senti, ho sentito che sei nostalgico degli anni 50 oggi. Oggi sì, perché quando ho sentito Mr. Sandman mi è scattata sta cosa da 1100-103 Fiat, per cui... Va bene, a che ora ti mando le fotografie sulla Torino anni 50? Io sto chiudendo, frate, però mandamele come si per dice. Per dopo. Sì, dico. sì, bravo, per il mercatello, sì, grazie. Più o meno a che ora? Mandamele verso l'1:15, così ho il tempo di tirarle giù, ok? Va bene, perfetto. Grazie a te. Allora, ciao a tutti. Ciao. Ciao carissimo. Altra telefonata, pronto, chi è là? Raffaella. Buongiorno. Buongiorno. Ti ricordi? Dimmi. Sto parlando io? Sì, stai parlando tu, dimmi. Ma va. Ti ricordi l'Italia? Bisogna fare gli italiani. Sorella cara, io onestamente non riesco a capire cosa stai dicendo. Deve essere la linea. Allora, a proposito sempre di quello che prima diceva che non voleva sentire le parolacce, cito qui Don Lorenzo Milani. Chiameremo culo il culo quando occorre, non una volta di più né una di meno, come tutte le altre parole del vocabolario, senza borghesi distinzioni. Scorrette sono solo le parole inutili e false. Andiamo avanti, altre zappe. Dani da Como, buongiorno a te. Caro Antonino, purtroppo oggi la maggior parte delle persone non ha né il ricordo né la conoscenza per giudicare la situazione odierna. Infatti basta qualsiasi posizione delirante per trovare i soliti idioti che si schierano senza averne la conoscenza. Pienamente d'accordo con te. Ancora, Marco, carissimo, ricordo che i peccati contro natura portano all'inferno anche come per noi cristiani. Anzi, gridano vendetta al cospetto di Dio. Vale anche per me se commetto peccato mortale con una donna, naturalmente. Questi poi sono scandalo agli occhi dei piccoli. Lo sai, vero, cosa consiglia Cristo a questi che li generano? Sì, però vedi, fratello caro, noi non viviamo in una repubblica cristiana. I 10 comandamenti non sono legge. Mentre invece nel mondo, la differenza tra il mondo occidentale, grazie a Dio, e quel mondo, il mondo della Sharia, è proprio questo, che la religione non diventa legge. Perché vedi, Marco, quando la religione si mescola con la legge, col diritto, con la politica, diventa una miscela esplosiva di una potenza letale e il risultato è l'Iran, il risultato è il 7 ottobre, il risultato è tutto quello che vedi generato dal fanatismo religioso. Per cui sono due omosessuali, fanno le loro cose da omosessuali, non è un problema che riguarda lo Stato, a meno che naturalmente non si vada nel penale per atti contrari al buon costume o lo facciano con dei minorenni. Ma detto ciò, se sono adulti e vaccinati, se non è un problema che riguarda noi. Ancora, caro Antonino, le centrali nucleari di nuova generazione sono molto più vicine di quanto non si creda dalle notizie giornalistiche. Se posso permettermi un suggerimento per il tuo prossimo approfondimento sul tema nucleare, ti inviterei a parlare della Nucleo del fisico e imprenditore Stefano Buono. Ancora un saluto, Raimondo. Avremo modo di tornare sulle centrali nucleari. Ancora, Luciana da Muggio, buongiorno Antonino, buongiorno a te. Anche io sono felice di questo, spero che la nuova legge si allarghi anche a chi da fermo svuota il posacenere e anche a chi pedone lascia bottiglie e varie sul suolo pubblico. Pienamente d'accordo anch'io. È proprio una questione di civiltà, cioè vedete qual è la mia teoria? Secondo me la colpa è degli anni 60. Io ormai mi sono messo in testa che è colpa degli anni 60, spiego perché. Negli anni 60, all'improvviso, col benessere indotto dal boom economico, e questo lo potete verificare anche con questi paesi tipo i BRICS che hanno avuto questa esplosione economica all'improvviso, no? Questa fiammata di benessere all'improvviso. Negli anni 60 nel nostro paese, gente che fino a quella generazione non aveva fatto altro che menare le pecore, e lo dico ovviamente
come metafora. È chiaro che io non ce l'abbia coi pastori, anzi che fanno un lavoro pregiatissimo, però per dirvi, gente cresciuta nell'ignoranza più crassa e, come potremmo dire, più crassa e sviluppata, all'improvviso ha scoperto che se metteva la firma su 40 cambiali si comprava la 600 e poteva andare in giro. Se metteva la firma su 50 cambiali si poteva comprare il televisore. Se metteva la firma su 100 cambiali si poteva comprare l'appartamento e così via. Quindi i cafoni, per usare il termine di Silone in Fontamara, i cafoni negli anni 60 improvvisamente sono piombati nell'era della tecnologia. Il problema è che non c'era nessuno a spiegargli come ci si comporta nell'era della tecnologia. E quindi i cafoni degli anni 60 che hanno pagato le cambiali per comprare la 600, per comprare l'appartamentino, per comprare la televisione e così via, si sono riprodotti. E nel DNA, naturalmente, la cafonaggine è andata avanti di generazione in generazione. Gli eredi di quei cafoni chi sono? Gli eredi di quei cafoni sono quelli che vi buttano la bottiglia di vetro mentre voi andate in bicicletta sulla strada, quelli che, se andate per esempio su insultare su TripAdvisor, meritoria pagina di Facebook, all'improvviso tirano su il bambino e gli cambiano il pannolino davanti a tutti gli altri avventori e hanno il coraggio di dire che loro lo fanno perché non si devono vergognare del loro bambino. Sono quelli che vanno nei locali e pretendono lo sconto, se no ti fanno una recensione contro su TripAdvisor. Ecco, gli eredi di quella gente lì oggi sono questi. Ed è tutta colpa degli anni 60, perché purtroppo sono entrati nell'era del benessere e della tecnologia senza le cinture di sicurezza. E noi oggi, come vedete, ne portiamo ancora i segni. Questo è il risultato. Secondo me è colpa di quel decennio lì. Poi dopo, ragazzi, chi lo sa, chi lo sa. Secondo me, se siamo a questo livello è perché c'è tanta gente che negli anni 60 ha firmato cambiali, ma non ha adeguato se stessa a quello che Pasolini chiamava il nuovo modo di produzione. Per cui hanno perso l'eventuale grazia che avevano prima, sempre per parlare di Pasolini, e però non hanno acquisito il nuovo modo di produzione e la produzione di umanità del mondo di oggi. Basta, abbiamo fatto troppo excursus nel costume e nella letteratura italiana, noi chiudiamo qui, ci ritroviamo alle 12 con Capitaneria di Porto, la sigla finale Lady Gaga e Bruno Mars, Die With A Smile. Grazie per essere stati con noi e a più tardi sulle magiche onde di Radio Libertà. Vi ha parlato Antonino Danna, buona giornata.